Nasce finalmente ad Agrigento il servizio del bike sharing, un progetto iniziato dall'amministrazione Firetto che oggi, seppur con notevole ritardo, va in porto. Ieri la presentazione ufficiale da parte del sindaco Miccichè e dell'assessore al ramo Principato. Su tale servizio interviene oggi il consigliere comunale Davide Cacciatore, che afferma, come già dichiarato in aula consiliare: sono ovviamente favorevole a questa forma di mobilità sostenibile, ma nel nostro territorio la condizione in cui i ciclisti dovrebbero pedalare potrebbe non essere così sicura in presenza di cattive condizioni del manto stradale e la carenza di piste ciclabili. Questa nuova realtà, afferma il consigliere Cacciatore, si scontrerà con strade insidiose, da anni pericolo costante per gli amanti delle due ruote a causa della mancata manutenzione. Sicuramente sarà incentivato un trasporto urbano più green, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Il servizio potrà funzionare probabilmente se integrato in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, ad esempio incrementando il numero di piste ciclabili e le zone a velocità limitata, oltre alla già citata manutenzione ordinaria delle strade. In conclusione, il consigliere comunale Davide Cacciatore auspica che l'amministrazione mostri la massima attenzione sull'investimento bike sharing, così da renderlo un valore aggiunto per la città e non un eventuale buco nell'acqua, per come già avvenuto in molte altre città. In merito interviene anche il Codacons di Agrigento, che afferma come siamo i primi a auspicare l'incentivo dell'utilizzo dei mezzi a basso consumo energetico a due ruote, ma l'amministrazione comunale, si chiede il Codacons, è a conoscenza che il 30% del tessuto viario cittadino è vietato proprio alle due ruote e una buona parte dello stesso è in uno stato di sicurezza vicino allo zero.